Ciao amici, buongiorno a tutti o buonasera se il video lo vedete di sera. Allora, oggi questa camminata non era prevista perché mia intenzione era andare a fare un bel anello sui monti, però poi alle 9, alle 8 e mezza stamattina eravamo già vicini ai 30 gradi, perciò ho deciso di rinunciare e rimandare in settimana, che dovrebbe abbassarsi un po' il picco della temperatura. Ma perché stare in casa? A Genova abbiamo la possibilità di poter andare nell'entroterra anche partendo dal centro della città, e allora ho deciso di fare una passeggiata su un altro pezzo dell'acquedotto storico di Genova. Ho preso la macchina, siamo in direzione di Molassana, nella località Preli. Ho posteggiato e ho preso la Creusa, la mattonata via Preli che porta verso il percorso dell'acquedotto. Giunti in cima al primo pezzo di Crosa si attraversa e proseguiamo sempre in salita Preli, che ci porterà poi sull'acquedotto. Ecco, questo qua può essere un punto di riferimento. Qui oramai siamo sull'acquedotto. Quello davanti a noi è l'impianto sportivo della Sciorba, ci sono anche le piscine e qui siamo praticamente un po' alla periferia, logico, di Genova, però molto vicini al centro, e in pochi minuti possiamo entrare su questi sentieri che portano un po' più nell'entroterra a fare delle belle passeggiate un pochettino più al fresco, anche se oggi, ripeto, si fa sentire il caldo. Ora proseguiamo sempre dritti. Ecco, qui sulla destra si torna, diciamo, in città, si dovrebbe arrivare nella località di San Gottardo, e qua sulla sinistra invece inizia il sentiero per Forte Diamante, e chissà che un giorno non la faccia, non lo so da questa parte com'è la situazione. Ecco, qua troviamo un tavolino per riposarsi, mangiarsi un panino. I volontari di Preli, vedi, danno il benvenuto e chiedono rispetto